Mi candido con il desiderio di poter portare avanti l'energia e la ricchezza della nostra classe politica, con l'ambizione di poter condurre una battaglia di persone e di idee. Consigliere comunale ad Abano Terme, membro della Camera dei Deputati fino al 2018, attualmente impegnata nella segreteria nazionale del PD, andiamo ad incontrare la candidata per il Partito Democratico Vanessa Camani. Il suo slogan è "Insieme possiamo scrivere un'altra storia". Una storia fatta di capitoli. Quali sono i capitoli della storia che le piacerebbe scrivere? La nostra storia inizia con il primo capitolo, che è l'attenzione per le fragilità. In Veneto 750.000 persone sono a rischio esclusione sociale. La nostra priorità sarà prestare attenzione, sussidi, tutele a queste persone. Il secondo capitolo è l'ambiente. Troppe volte in questi anni il nostro territorio è stato flagellato da disastri e allagamenti e frane, anche per l'incuria della giunta regionale. La nostra seconda priorità sarà tutelare l'ambiente. E il terzo tema sul quale vogliamo lavorare, il terzo capitolo, è la lotta alla legalità. Il Veneto è una regione in cui la mafia, la criminalità organizzata, la camorra sono radicate stabilmente, e noi pensiamo che l'istituzione regionale debba aumentare l'attenzione rispetto a questi fenomeni e alzare la guardia. Lei parla di un'altra storia, ma concentriamoci su questa storia. Quali sono le criticità che le piacerebbe evidenziare? Intanto l'immobilismo, perché la destra al governo della regione del Veneto non ha fatto nulla. Sfido chiunque a ricordare una delle grandi opere messe in atto da questa amministrazione. Si sono affidati alla laboriosità dei veneti e alla voglia di lavorare, ma in questa crisi globale la laboriosità e la voglia di lavorare non è più sufficiente. Ha fatto politica a livelli differenti, dalla dimensione locale alla dimensione nazionale. Quanto è importante comunque l'ascolto del cittadino? L'ascolto del cittadino è fondamentale, però deve essere un ascolto che sia finalizzato all'individuazione e alla costruzione di proposte e risposte concrete, perché fare la passeggiata con la maglietta della protezione civile dopo il disastro è sicuramente un modo di stare all'ascolto dei cittadini, ma non risolve il problema. Io penso che oggi alla politica si debba chiedere non solo di ascoltare le necessità, ma anche di risolvere i problemi. Questo deve essere il nostro impegno. Inevitabile, data la situazione attuale, parlare di sanità. Questa pandemia quali criticità ha posto in risalto? Ma io ne indico solo tre per quanto riguarda l'organizzazione del Veneto. La prima è un'eccessiva privatizzazione. Ricordiamo che dalla pandemia non ci hanno salvato i governatori delle regioni, ma il sistema sanitario nazionale. Ed è necessario rafforzare il sistema sanitario nazionale ed evitare la privatizzazione. Il secondo problema è la progressiva chiusura a cui stiamo assistendo in questi ultimi anni dei presidi ospedalieri territoriali, a proposito di stare vicino ai cittadini. La sanità deve stare vicino ai cittadini. E la terza criticità riguarda, il lato sociale dell'assistenza. Il Veneto si è sempre contraddistinto per aver sostenuto i veneti attraverso un sistema socio-sanitario, cioè che raggruppava l'aspetto prettamente sanitario alle necessità più sociali. Ecco, io credo che questa sia una dimensione del servizio che dobbiamo assolutamente recuperare. Dichiara di voler interrompere la svalutazione del lavoro e creare nuove opportunità. Questo è uno dei suoi propositi. Come a suo avviso si potrebbe applicare alle attività commerciali che sono l'interesse di Confesercenti Pieve di Sacco? Intanto la priorità è fare in modo che queste attività sopravvivano alla crisi, quindi è necessario oggi continuare a rafforzare le politiche di contributi, di sostegno e di incentivi perché queste attività, quelle di qualità, possano continuare ad esistere. Ma ovviamente nel momento in cui finirà la fase dell'emergenza bisogna fare un salto successivo. Allora io penso che azioni che contrastino la concorrenza sleale che troppo spesso mina le fondamenta del mercato delle attività commerciali e non solo, e contemporaneamente valorizzare la qualità sono i due elementi su cui lavorare. Credo poi che il commercio, in particolar modo il piccolo commercio dei nostri centri urbani, debba essere valorizzato attraverso ciò che già c'è, cioè la messa in rete di tutte le qualità, le specificità, le competenze che nei nostri territori esistono ma che molto spesso lavorano in maniera isolata, quindi mettere in rete tutto ciò che di buono già esiste in questo Veneto. All'interno della segreteria del PD le sue deleghe sono turismo e Made in Italy. Ecco, come questi due settori possono supportare le attività commerciali?
Intanto ricordiamo che tutte le attività produttive del Veneto per il 50% sono dedicate all'esportazione e che il Veneto è la prima regione in Italia per presenze e arrivi turistici, quindi è evidente che questi sono due settori strategici per la nostra regione. Però il modello su cui si sono costruite e rafforzate in questi anni è un modello che ha dimostrato tutti i suoi limiti. Sul turismo bisogna investire risorse affinché si passi da un modello di turismo di massa molto stagionalizzato a un turismo più sostenibile in cui trovino soddisfazione tutte le esigenze emergenti. Abbiamo dei patrimoni naturali e artistici fondamentali, bisogna saperli valorizzare, cosa che a mio giudizio finora non è mai stato fatto. C'è una grande opportunità per il turismo del Veneto che va necessariamente colta oggi. Ha lamentato che il Veneto non è più la locomotiva d'Italia. Secondo lei può tornare ad esserlo oppure no? Può tornare ad esserlo perché come sempre i veneti hanno dimostrato di essere in grado di rialzarsi da ogni crisi. Io penso che però lo potremo fare solo se lo faremo tutti insieme. Questa visione per cui vince solo il più forte e quelli più deboli possono restare indietro è una visione che non premierà questa regione. Quindi tutti insieme, se decidiamo di fare un patto che ci unisca, possiamo tornare ad essere la locomotiva. Facciamo finta che quella sul tavolo sia la chiave del suo ufficio se verrà eletta. Che cosa fa? La tiene per poter tenere la porta chiusa a chiave oppure decide di lanciarla via perché la sua porta è e sarà sempre aperta? Guardi, io la consegno a lei simbolicamente come fosse la rappresentante di tutti i cittadini, quindi la mia porta non solo sarà aperta, ma potrà essere aperta e chiusa ogni volta che i cittadini lo vorranno. Faccio politica da tanti anni e l'ho sempre fatto ascoltando i cittadini sul mio territorio, cercando di risolvere i problemi. Così continuerò a fare, sia dentro che fuori il Consiglio regionale.